Il fatto che il Consiglio abbia votato all'unanimità questo progetto di legge per farlo diventare legge, io credo che sia fondamentale perché vuol dire dare importanza e consapevolezza del ruolo del medico di famiglia e questo è il punto principale. Quindi tutti siamo d'accordo nel dire che dobbiamo valorizzare questa figura che è fondamentale da sempre perché prende in carico il cittadino dalla nascita, la sua famiglia, facendo prevenzione e anche anticipando quelle che possono essere ed eliminando le ospedalizzazioni, cosa altrettanto importante, e anche gli accessi a pronto soccorso. Dopodiché noi dobbiamo anche prendere atto di una cosa, che c'è un 41% dei posti vuoti nel corso di formazione, quindi un cambio di passo andava fatto. Noi dobbiamo rendere più attrattiva questa professione e lo facciamo attraverso la specializzazione perché ha due obiettivi principali. Da una parte la parificazione delle borse di specializzazione alle altre. E dall'altro punto di vista abbiamo anche la possibilità di fare carriera, ma non solo, anche la possibilità di fare ricerca. Io credo che sia fondamentale questo per un'attrattività maggiore della professione di cui abbiamo veramente bisogno, in vista anche della sempre più popolazione anziana e quindi maggiori bisogni. È un bel segnale diciamo, per i cittadini prima di tutto e per tutta la categoria della medicina generale, perché va nella direzione di una presa di consapevolezza del ruolo del medico di medicina generale, medico di famiglia, ricordiamolo sempre. E finalmente un riconoscimento del grande sforzo che è stato fatto in questi anni nella scuola di formazione veneta, ha una grandissima tradizione che poggia su tanta buona volontà, direi passione da parte dei colleghi che hanno portato avanti questi progetti, molto spesso diciamolo, proprio con la buona volontà e pacche sulle spalle, in collaborazione sempre con la Regione, ma diciamo che un riconoscimento ufficiale, un passo in avanti era necessario. E per cui siamo molto fiduciosi che anche l'iter parlamentare farà tutte le integrazioni del caso, l'ho ricordato anche prima nell'occasione del saluto, ma lo voglio ricordare ancora, è fondamentale valorizzare il patrimonio finora è emerso in questi anni di esperienza dei medici diciamo più senior che hanno svolto il ruolo di tutor, che ricordo ha una scuola, ha un suo percorso, ma che ovviamente se strutturato avrà ancora maggior valore, maggiore attrattività anche per i giovani colleghi che vedranno coronato ecco, un riconoscimento universitario che ha il suo peso e il suo insomma, ecco, anche fascino diciamo.